ritrovavano a dover fare a piedi da Chiusaporte durante 2 giorni il cammino per arrivare fino sopra, sull'impianto piano del cammino, dove non c'era un'acqua, non c'era neanche nessuno, dove l'unica acqua era quella dei ghiacciai perenni che raccoglievano il goccio dopo goccio. Questi ragazzi non avevano né ripari per dormire e per mangiare guardavano lontano fino nel fondovalle se c'era nessuno che bombardava o che sparava ai portatori del cibo. Quando gli andava bene arrivava la pasta, magari anche dopo 2 giorni. Quindi pensiamo a questi ricordi, pensiamo anche a quello che possiamo vedere adesso. Basta risalire la valle ed accorgersi dell'asperità del tempo. Monte Carlo.